Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate l'avventura umana di Tirteo, un poeta forse sconosciuto al grande pubblico, non so quanti ne abbiano mai sentito parlare, eppure uno dei poeti più importanti dal punto di vista dell'evoluzione del pensiero occidentale. Infatti Tirteo è il primo che usa il noi nei componimenti. Egli si rivolge agli interlocutori con la prima persona plurale, ha una forza enorme di appartenenza Tirteo. Tirteo appartiene agli Spartani che vivono un momento molto difficile, un momento in cui nelle guerre messeniche sono messi a dura prova contro degli invasori che minacciano di portargli via la propria terra e il proprio territorio. Ecco, Tirteo si fa voce e coscienza degli Spartani e dice qualcosa di incredibile per quell'epoca, cioè dice che il bene della collettività, il bene dei molti è superiore al bene del singolo. Lo dice in maniera abbastanza sorprendente, con dei canti che passano alla storia come embazzeria. Le embazzerie sono dei canti militari, dei canti che danno il ritmo, che danno il coraggio nelle battaglie. Tirteo li porta alla ribalta in un momento storico molto complesso per il mondo spartano e lo fa con una forza enorme, ponendosi sicuramente in rapporto col mondo omerico, ma ponendosi al di fuori della retorica e dell'etica omerica. Vi faccio un esempio per tutti. A un certo punto Tirteo cita esattamente come Omero il coraggio dei giovani e la canizie degli anziani. Ma mentre Omero racconta del cadavere di un giovane come un eroe che aveva brillato come una stella e del cadavere di un anziano come di qualcuno che forse aveva fatto male a combattere, era una descrizione meramente fisica di un uomo che era morto, che era moribondo, Tirteo riracconta la storia del cadavere di un giovane e del cadavere di un anziano, ma dicendo: quel giovane ha valore se ha combattuto insieme agli altri, quell'anziano ha avuto grande valore perché ha fatto della sua vita un insegnamento per tutto il popolo. Questa è l'etica che sta cominciando ad emergere a partire da Tirteo, un'etica pubblica che per la prima volta è un'etica civile, che noi riscontriamo per la prima volta nel mondo greco come il tentativo di affermare un valore comune al di là di quelle che sono le comunità di riferimento, un passo in avanti notevole rispetto ai Giambi che vedevano i gruppi degli eteri e degli simposi uno contro l'altro armati. Qui c'è al centro il tema della comunità e Tirteo cerca di dare voce a questa comunità dicendo: vedete, il valore che dobbiamo difendere è la forza che ha la comunità, è la forza che ha il nostro essere, il nostro stare insieme. A che prezzo e in che modo? Questa è una domanda grossa che abbiamo su Tirteo, a cui possiamo rispondere soltanto domani, soltanto qui, soltanto a Storie.